Fanno bene, fanno un po' di sana ironia che ci fa bene a tutti quanti, noi se no ci prendiamo anche troppo sul serio. No, però, detto tutto questo, io intanto voglio anche dire quello che stiamo facendo, perché ricordiamolo, mi permetta direttore, è stato un giorno storico ieri, perché ieri c'è stato per la prima volta la politica che toglie soldi alla politica. Cioè, per la prima volta nella storia un governo che approva il taglio dei vitalizi e toglie un privilegio alla politica stessa. Cioè, è un momento, secondo noi, di una svolta epocale. Fa piacere dire che all'interno dell'ufficio presidenza è stato votato in maniera unanime questa delibera, perché vuol dire che finalmente la classe politica, dopo anni di aver mangiato aragoste, caviale, champagne a spese degli italiani, si rende conto che il cambiamento parte dall'esempio che tu dai nei confronti dei cittadini. Le riporto quello che diceva ieri Marino Zorzato a Simone Borile, che era seduto lì e dice mi piacciono questi giovani grillini che festeggiano il taglio vitalizi avendo delle retribuzioni di 14.000 euro. Dice, avrebbero dovuto partire da lì. Allora, ecco, no, ma e Borile dice ma noi abbiamo il medio credito. Saluto il collega Zorrato, ma gli ricorderò poi anche di persona che noi ci decurtiamo già da soli lo stipendio, che è una scelta volontaria, non è che, però è un segnale forte a nostro modo di vedere, perché è un esempio. Tu fai vedere che si può fare lo stesso politica, si può essere lo stesso, la prima forza politica d'Italia, senza bisogno di riempirsi le tasche con i soldi dei cittadini. È una prova concreta quello che abbiamo fatto nei 5 anni passati, quello che stiamo facendo adesso, e lo stiamo facendo, ripeto, portando l'esempio, dimostrando a tutta Italia che una politica diversa esiste. Tagliandosi lo stipendio, perché noi l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo fatto, sono 5.000 euro lordi che sono circa 3.000 euro netti al mese più le spese rendicontate. Questo è il sito internet www.tirendiconto.it, ci sono tutte le spese là, ci sono pure le spese mie, quindi uno può andare a controllare scontrino per scontrino quello che facciamo con i soldi dei cittadini, perché è doveroso, sono i soldi dei cittadini, la trasparenza è l'ABC della democrazia. Ma detto questo, torniamo alla questione dei vitalizi, diamo due numeri. Stiamo parlando di un risparmio per legislatura di quasi 200 milioni di euro. Questa è la cifra, non potrà dire è tanto, è poco, è un segnale. È un segnale potentissimo che viene portato avanti intanto dalla Camera e speriamo che anche il Senato dia questo segnale. Sono 60 all'anno. Sì. Esatto. Da 40 a 60 ti dico. Esatto. Lo dico per dare i numeri corretti, poi possiamo discutere. E questo è il primo tema. Il secondo tema importantissimo è che è il primo atto che, come dicevamo prima, vediamo che parte da una forza politica che riesce a essere condiviso dalle altre forze politiche, finalmente equiparando i politici, togliendo privilegi, perché poi i prossimi a essere attaccate saranno ovviamente le pensioni d'oro, che per un principio dei vasi comunicanti, perché purtroppo oggi in Italia bisogna anche ragionare così, bisogna andare a togliere chi ha preso troppo, perché ricordiamo che stiamo equiparando adesso ai lavoratori, quindi al contributivo, al metodo che tutti noi che lavoriamo abbiamo sempre utilizzato per le nostre pensioni, e andiamo a dare a chi ha avuto meno, a chi si è trovato in difficoltà, e pensiamo per esempio alla riforma che adesso è in itinere sulla Fornero. Quindi equilibrare il Paese, tornare alla normalizzazione, mi sembrano delle cose talmente condivisibili che bene o male iniziano a essere condivise, ma che vengono fatte, cose che sono, quanti anni che ne sentivamo parlare del taglio dei vitalizi? Anni, primo atto preso fatto, e questo è già fatto. Adesso è già stato portato avanti, c'erano mille scuse, la Corte Costituzionale, questo, quello. Sentite, questo è stato vagliato al Consiglio di Stato, c'è stata l'audizione di Boeri, quindi è stato messo giù in maniera inossidabile, diciamo. Poi ovviamente questi proveranno in tutti i modi ad attaccarli. Io nel mio piccolo ho fatto la mia parte, le racconto questa amenità, se possiamo dire. L'associazione che difende i vitalizi è un'associazione che è in Consiglio regionale Veneto, ho scoperto. Questa associazione vive e si difende il proprio privilegio con i fondi pubblici, ho scoperto, e io ho fatto una legge per chiudere l'associazione e togliergli tutti i fondi pubblici, perché se si devono difendere il privilegio almeno se lo facciano con i loro soldi, dai, cioè.